Un progetto importante è quello di Veneto Agricoltura, presentato qui a Santa Lucia di Piave alla 1365esima edizione delle Antiche Fiere, ed è quello sulla Gelsi Bachicoltura, la coltura dei bachi da seta per ottenere appunto la seta, un progetto dicevamo importante che si chiama proprio la Via della Seta. Ce ne parla Alessandra Liviero di Veneto Agricoltura. Ci troviamo nella filanda grande del padiglione Fiere Santa Lucia di Piave, e proprio perché ci troviamo in filanda grande abbiamo deciso di portare questo progetto che si chiama Via della Seta. È un progetto della Regione Veneto, e per cui come Veneto Agricoltura siamo stati incaricati di fare promozione della Gelsi Bachicoltura veneta e di questa importante filiera che negli ultimi anni ha perso il suo vigore, che però come regione vogliamo rilanciare nel nostro territorio. Era una delle attività storiche di queste zone, poi lo ricordava anche lei, ospitata tra l'altro nel luogo dove ci troviamo, quindi si riscopre la storia e la tradizione, ma poi può essere anche un incentivo per delle attività economiche legate proprio alla Gelsi Bachicoltura. Sì, siamo nel territorio appunto dove la Gelsi Bachicoltura era importante nei tempi passati, ma attraverso questo progetto, insieme al CREA, quindi agli studiosi, ai tecnici che da anni si stanno occupando di Gelsi Bachicoltura, ma anche di Gelsi Bachicoltura 3.0, 4.0, ovviamente è un'attività che non si fa più come una volta, ma è tecnologicamente avanzata, pensiamo possa essere una importante fonte di integrazione e di reddito per quelle imprese o per quei giovani imprenditori agricoli che vogliono affacciarsi ad un mondo, quello appunto del bacco da seta, diverso rispetto a quello che sono gli allevamenti tradizionali che riscontriamo in Regione Veneto.